Nella foto vediamo Mario Novaro in gita con un gruppo di amici. Ultimo a destra Giovanni Boine, il più ascoltato consigliere di Novaro nella redazione di Riviera. Boine, la cui biografia dobbiamo in anni recenti alle attente cure del fratello Giovanni Pietro, nasce a Finalmarina a Savona il 2 settembre 1887 da un impiegato delle ferrovie e da Irene Maria Benza, originaria di Lecchiore, frazione di Dolcedo, nella vallata di Porto Maurizio. Boine frequenta la scuola primaria e i primi 3 anni del ginnasio a Genova. Quindi, con il fratello Pietro, nato nel 1890 e destinato ad una breve e straordinaria carriera pugilistica, segue i genitori prima a Novara e dopo la loro separazione resta a Milano con la madre e il fratello. Porta a compimento il liceo e si iscrive alla facoltà di lettere e filosofia, dove ha modo di frequentare le lezioni di filosofi come Pietro Martinetti e di storici come Gioacchino Volpe. Nel capoluogo lombardo, Boine entra in contatto con l'ambiente dei modernisti e partecipa nel 1907 alla fondazione della rivista Il Rinnovamento, alla quale dà i suoi primi contributi critici e filosofico-religiosi. Nel 1908 si manifestano i primi sintomi della tisi, che lo costringono 2 anni dopo a rifugiarsi a Porto Maurizio, confidando nel clima mite della Riviera. Inizia così a collaborare ad attività culturali locali, sistemando la biblioteca, partecipando ad un comitato per l'organizzazione di conferenze, scrivendo per giornali locali. Boine collabora anche in questi anni alla prestigiosa La Voce di Prezzolini. Resterà storica la sua polemica del 1912 contro l'estetica crociana. Diventa amico di Emilio Cecchi, che gli procura altre collaborazioni, entra in contatto con Mario Novaro e dal 1912 diventa collaboratore di Riviera Ligure, pubblicando sulla rivista alcuni dei suoi testi più significativi e portando avanti una rubrica di recensioni, plausi e botte, destinata a lasciare il segno nella letteratura del Novecento. Boine ha una vita sentimentale piuttosto complessa e restano note alla cronaca le sue relazioni con Eva Kuhn Amendola e con Sibilla Aleramo. Lo scrittore muore a Porto Maurizio il 16 maggio 1917. L'atroce soffrire e il pazzo godere. Ho lasciato il tempo e sono nell'eterno. Questa è la mia fede. Tracciare un profilo completo di Boine nello spazio ristretto di poche pagine appare impresa quasi disperata, proprio per la complessa articolazione del suo pensiero estetico-filosofico e per la nutrita serie di interventi sparsi su giornali, riviste e raccolti organicamente in volume solo in tempi recenti. L'ingresso nel pensiero boiniano ci viene consentito da un testo fortemente caratterizzato dal punto di vista ideologico, La crisi degli ulivi in Liguria, uscita sulla Voce il 6 luglio 1911 e ripresa in modo parziale da Mario Novaro nell'edizione postuma delle opere boiniane. Novaro taglia l'articolo in modo da ridurlo a semplice brano di nostalgica rievocazione della casa dei nonni materni, a Lecchiore Dolceto. Boine, al contrario, nell'articolo, offre al lettore più di una chiave per entrare nel suo pensiero politico. Boine esprime, come scrive Umberto Carpi, la crisi e l'emarginazione di un ceto in rovina e contemporaneamente cerca di dar soluzione ad una personale perdita di identità. La sua scrittura non è mai pacifica, il suo impegno è quello di restituire le sensazioni del caos. Partendo da queste considerazioni, è già possibile definire il carattere d'avanguardia di un romanzo breve come Il peccato, che prima di comparire in volume esce a puntate sulla rivista di Novaro. La trama è apparentemente semplice. Il protagonista ha una storia d'amore platonico con una monaca di clausura,
complice la comune passione per la musica, che tornerà allo stato laicale con l'ovvio grande scandalo della piccola città di provincia, Porto Maurizio, che ospita il convento. Al di là della scabrosità della vicenda, nulla è più lontano del romanzo di Boine, dalle formule del romanzo illuminista e ottocentesco dedicato alle monacazioni forzate. Allo scrittore, protagonista del romanzo, interessa ben altro. Egli si trova, come scrive Davide Puccini, a dover assumere delle responsabilità, ad entrare nella vita, a fare, ad agire. Ecco la questione. Nel rapporto traumatico con la prassi, l'azione è sentita come peccato, ma non per questo semplicisticamente rifiutata. Sulla rivista di Novaro, si è detto, Boine inaugura una rubrica di recensioni, stampata su velina e significativamente intitolata Plausi e botte, che diventa in breve tempo una delle voci più attese dai lettori, per l'anticonformistica posizione e la caustica penetrazione. L'influenza di Boine, critico, si nota nel complesso di scelte che la rivista opera dal 1912 in poi. Autori da lui elogiati diventano assidui collaboratori: Bernasconi, Rebora, Sbarbaro. Altri, stroncati senza indulgenza, lasciano la rivista. In Plausi e botte, Boine si fa critico scrittore, nel senso che abbandona i criteri comuni alla pedanteria ottocentesca o alla critica estetica e mette in gioco tutta la sua personalità, i suoi umori, per inventare formule, magari umoristiche, di liquidazione di un autore o di un testo, o per collocarsi sulla stessa lunghezza d'onda di uno scrittore apprezzato. Nella recensione, Boine, per stroncare i canti della terra di un mediocre Vincenzo Agostini, ricorre alla descrizione lirica di una cena fra amici, citando solo alla fine del libro recensito come inutile insieme di parole davanti alla grandezza complessità dell'esperienza reale. L'altra sera, che c'era un sole da spaccar la roccia e non soffiava pelo di brezza, mi dicono d'un tratto per via: «Ehi, si va ai Poggi a cenare?» Detto fatto, al vetturino all'angolo e stipati gomito a gomito, ridacchianti e vocianti, pataplit, pataplot, sonagliando su per le vigne, su per gli olivi. E che annata quest'anno, figlioli! Un carico minuto di fioretti bianchicci che, se piglian tutti, gli alberi strosciano, ci portò su, fra oliveto e vigna, all'osteria dei Poggi. Per strada si discusse filosofia e nello scrollar rotto della carrozza, tutti d'accordo, si dimostrò che, dunque, ciò che tien su in croce ancora non è giuraddio, concetto o logica, ma se Dio vuole, appunto, ed anche se croce non vuole, psicologia. Ma arrivati che fummo, s'ordinò un coniglio. Or tu non sai, tu non sospetti, mai al mondo ti verrebbe in mente come su un coniglio cotto in 4,48 con molto vin buono e con salsa si possa imbastire, si possa cantare la più gustosa e più vera delle vissute poesie. Ma io sì che lo so, che l'ho tentato con voglia, che me ne son leccate le labbra, servito che fu all'aperto nell'orto della figlia dell'oste, tutto intorno lo spazio, essendo languido di crepuscolare oro, e facendo non so che uccelli per gli alberi in giro. Si dissero assai cose e si bevve ridendo. Mi parve da ultimo gli amici non parlassero, non sapessero più dire che della figlia dell'oste o con la figlia dell'oste. Ma io allora, distese le gambe ben lunghe sotto la rozza tavola ed arrovesciatomi sulla sedia indietro, stetti meditabondo a stuzzicarmi con una pagliuzza i denti, perché dinanzi di fra l'aerea trina di un macro scialbo olivo io vidi, io solo, febbrili gli altri in lor venere a febbre,
vidi pian piano salire, mi godevo zitto da solo, una fresca, fosforica fetta di luna. Finché uno si volse come geloso del mio meditare e gridò a dar l'avviso improvviso: «Guà e guà, come grande Venere dentro quell'albero!» Ma poiché sì, era invece la luna, e Venere, sebbene avesse in figura della figlia di un oste accesi tutti intorno i cervelli e messe le traveggole agli occhi, poiché dunque Venere, voluttuoso cerulo fuoco, bruciava nel trasparente tramonto a 300 miliardi di miglia più in là, per l'apertissimo cielo, la tavola rise e ciascuno disse la sua. Disse fra gli altri l'uno che ciò ricordavagli nel canto di Walter l'albero che fiorisce di stelle. Ora io affermo che un albero fiorito di stelle, che un albero fruttuoso di luna nella tenue trama del suo fogliame arsiccio, essendo intorno dolcissimamente morbido di moribondo biancore lo spazio, facendo un giocondo schiamazzo di epre risa e di tinnanti bicchieri, sdraiati gli amici e qua e là nelle pause dicendo sui rami gli uccelli cicci, là è dopo un cenato coniglio una bella e poeticissima cosa.